Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare un paio di aggiornamenti riguardanti la politica che adotterà Manna per la prossima stagione in tema di calciomercato, con delle news molto importanti che ci faranno capire come si muoverà il Napoli, ma soprattutto cosa ha deciso Aurelio De Laurentiis di fare la prossima estate per, diciamo, rispondere alle continue voci insistenti che vedono un Napoli smobilitarsi per la prossima stagione. Attenzione, perché De Laurentiis è furioso e ha deciso di rendere il Napoli grandissimo per la prossima stagione. Detto questo, prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale Signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche in modo tale da non perdervi neanche un video dei Signori di Napoli, e attenzione, se volete vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Detto questo, signori, nonostante le continue voci che colpiscono il Napoli, sia per quanto riguarda calciatori che vogliono fuggire, come ad esempio Anghissa, o Merè che non voleva rinnovare, o Lukaku che doveva partire, o poi si è parlato di Buongiorno che era finito nel mirino del Real Madrid, insomma Conte che lascia, Manna che lascia, insomma una polveriera intorno al nostro Napoli, che in realtà sta lottando per lo scudetto e sta già pianificando le mosse di mercato da fare in vista della prossima stagione che vivremo in maniera più intensa, perché dovremo competere su 3 fronti: campionato, Coppa Italia e ovviamente Champions League, e quindi occorrerà una rosa molto ma molto più profonda. De Laurentiis è un po' scocciato da tutti questi rumors e starebbe pensando di portare a Napoli dei colpi clamorosi per aiutare Conte a vincere, qualora non lo vincesse quest'anno, lo scudetto per la prossima stagione. Partiamo dalle voci relative al nostro direttore sportivo Manna, accostato con insistenza nelle ultime ore al Milan. Manna non lascerà assolutamente il Napoli perché è un direttore giovanissimo, il Napoli gli ha fatto 5 anni di contratto, il Napoli De Laurentiis gli hanno fatto fare uno scatto in carriera importantissimo. Vi ricordiamo che alla Juve era sempre il numero 2, no? Di Paratici, e seguiva più che altro la Next Generation. Invece il Napoli è il direttore sportivo che sta conducendo in prima persona tutti gli affari della prima squadra. Ovviamente ha fatto benissimo la scorsa estate, un po' meno a gennaio, però comunque è un profilo, un prospetto, un collaboratore sul quale De Laurentiis punta tantissimo, e Manna allo stesso tempo è riconoscente al 100% a De Laurentiis e di conseguenza non ci pensa nemmeno un minuto a lasciare il Napoli. Stessa cosa, signori, per il nostro allenatore Antonio Conte, finito nel mirino secondo la stampa della Juve, poi del Milan, di Paratici che doveva andare nel Milan, di Giuntoli che doveva mandare via Tudor. Insomma, anche Antonio Conte, il nostro allenatore, è finito nel mirino dei rumors di calciomercato. Antonio Conte in realtà sta programmando la prossima stagione con il Napoli con una serie di acquisti importantissimi, soprattutto dalla Premier League e dal campionato italiano. Perché? Perché in Premier League si gioca un ritmo, un'intensità molto più elevata, intensità che in realtà Conte porta sempre con sé nei suoi progetti tecnici, e italiani perché in questo modo hanno già conoscenza delle difficoltà, no, dei tatticismi che ci sono all'interno del campionato italiano, e proprio in queste ultime ore si registra un'accelerata per 2 profili che giocano in Italia nella stessa squadra, l'Udinese. Ve ne abbiamo già parlato. Il primo è Lorenzo Lucca, che dovrà sostituire Lukaku, perché Lukaku, signori, sta facendo bene, ma comunque è là con l'età, deve rifiatare, non è più Lukaku, no, della vittoria dello scudetto dell'Inter quando era guidato da Conte. Insomma, bisogna assolutamente trovare un centravanti titolare che possa guidare l'attacco del Napoli, e Lorenzo Lucca è il primo nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo nome, ve ne ho già parlato, ma si sta scatenando una vera e propria asta internazionale già da adesso, e l'Udinese ogni giorno alza sempre più il prezzo, è Solé dell'Udinese. Difensore, grandissima intensità, forza fisica, perfetto per Antonio Conte. Signori, quindi Solé, Lucca, le prime mosse di mercato che Manna dovrà condurre per rinforzare il Napoli in vista della prossima stagione. Ma ripeto, il Napoli non smobilita, e anzi rafforzerà la propria rosa, la renderà qualitativamente e numericamente molto più profonda in vista della prossima stagione. Preparatevi a un mercato estivo stratosferico del nostro Napoli. Grazie per essere stati con noi.